Ora c'è un protocollo firmato da Comune di Jesolo, Regione Veneto e Veneto Strade per realizzare poco più di 4 km di collegamento fra la rotonda Carmen Frova prima di Jesolo Paese e Piazza Torino, lembo estremo dei lidi est in direzione di Pineta e Cortellazzo. Una delle opere fondamentali per ridurre la pressione del traffico verso le spiagge jesolane, ma pure del litorale di Cavallino Treporti. Ho sempre detto che Veneto Strade stava progettando, c'era il tavolo aperto con i comuni e di fatto adesso questa possibilità di avere questi 50 milioni andranno, la bretella costa circa 50 milioni, quindi andranno sicuramente sulla realizzazione della bretella che in parte risolve i problemi insieme alla via del mare di accessibilità al litorale. Si stima che la bretella possa drenare il 30% di veicoli, andando a contempo a completare il tracciato della superstrada a pedaggio Via del Mare, dalla A4 a Meulo fino a Jesolo. Si vorrebbe completare entrambe entro 5 anni. Fortunatamente abbiamo trovato con la collaborazione del Comune e dell'amministrazione uno spiraglio non particolarmente impattante dal punto di vista immobiliare urbanistico, quindi da questo punto di vista dovremo sfruttare un corridoio tutto sommato che può avere una condivisione significativa con il territorio, con Jesolo l'ha già avuta. Ovviamente avremo anche le interlocuzioni con gli espropriati perché di lì dobbiamo in qualche modo passare. La bretella è prevista dalla nuova rotatoria in zona artigianale, taglierà il centro di Jesolo Paese e devirà verso i lidi est superando con un ponte il canale Cavetta, valico delicato per il quale la progettazione di Veneto Strade verrà supervisionata dalla sovrintendenza. Dal punto di vista infrastrutturale il passaggio più significativo è quello sul ponte Cavetta, nel senso che poi quella è un'infrastruttura particolarmente sensibile. Abbiamo già avuto delle interlocuzioni comunque con la sovrintendenza e quindi siamo fiduciosi di poter cantierizzare l'opera nella primavera del 2025 per ultimarla, 2026 per poi ultimarla intorno a fine 28, inizio 29.